Namaste, salve a tutti. Oggi la sequenza per gli addominali. Ci stiamo in posizione della montagna, la schiena dritta, chiudete gli occhi e facciamo 3 respiri profondamente, lentamente. Ancora 3 volte. Ok, aprite gli occhi. Prendete con le mani Namaste. Mettete tutto il peso sulla gamba sinistra. Sollevate la gamba destra piegata. Cercate di non abbassare la schiena verso dietro. La schiena è retta, attesa. Ok, posizione del guerriero 3. Tutto il corpo lungo, dal tallone fino alla colonna. E di nuovo portate la gamba destra verso avanti, dritta. Ok. Provate a unire le mani dietro la schiena e sollevate ancora di più. Okay. E ora portate la gamba destra in posizione del guerriero 1. E girate il corpo verso sinistra. Cercate di lavorare con gli addominali. Girare il corpo ancora di più. Guardate verso la mano sinistra. Respirate profondamente, lentamente. Ok. Appoggiate le mani. Portate la gamba sinistra vicina alla gamba destra, posizione del cane con la testa giù. Allungate tutta la schiena, tutto il corpo, rilassate il collo, sollevate la gamba sinistra, ok, e ora piegate la gamba e portate il ginocchio sinistro vicino al gomito sinistra. E di nuovo sollevate, raddrizzate la gamba, piegata, portate vicino al gomito sinistro. E fate questi movimenti 5, 6 volte. 3, 4. Scusatemi per questi suoni in sfondo, ma il bimbo anche vuole fare lo yoga. Ok. Fermatevi in questa posizione. Ok. E di nuovo portate la gamba sinistra verso l'alta. Piegate la gamba sinistra e portate il ginocchio vicino al gomito destro. Ok. Sentite i vostri addominali. Ok. Ancora 3-4 volte. Ok. Ultima volta, espirando, fermatevi in questa posizione. E di
di nuovo portate la gamba sinistra su. E ora facciamo combinazione di questi tutti movimenti. Portate il ginocchio prima vicino al gomito destra, dopo sinistra e verso su. Destra, sinistra, su. Destra, sinistra, su. Destra, sinistra, su. E ancora 2 volte. Destra, sinistra, su. Destra, sinistra, verso l'alto. E Kapotasana, portate le ginocchia tra le mani, appoggiate le ginocchia. Prima aprite il petto, guardate verso l'alto, espirando abbassate il corpo. Di nuovo sollevate, abbassate e sollevate, girate il corpo verso sinistra, piegate la gamba destra e di nuovo aprite il petto. 3-4 respiri. Ok. Di nuovo posizione del cane con la testa giù. Allungate la schiena, i cuoci portate verso l'alto. Cercate di abbassare ancora di più la pancia, avvicinare la pancia vicino alle cosce. Ok, sguardo verso avanti e un bel passo oppure salto con i piedi tra le mani. Abbassate il corpo. Uttanasana. E sollevate il corpo inspirando. Abbassate le mani espirando. Ok, ripetiamo la sequenza. Namaste con le mani. Portate tutto il peso verso la gamba destra, sollevate la gamba sinistra, piegate. Cercate di non abbassare la schiena verso dietro. Portate la gamba sinistra verso dietro, allungate tutto il corpo in posizione del guerriero 3. Una linea dritta tra il talone sinistro fino alla corona della testa. Ok. E cercate anche di abbassare il coscio sinistro. Portate la gamba sinistra davanti, dritta. Ok. Unite le mani dietro la schiena e cercate di sollevare le mani, ma abbassare le spalle e tenete con gli addominali la gamba dritta. Ok. Un bel passo con la gamba sinistra dietro. Ok. Posizione del guerriero 1. E ora girate il corpo verso destra. Allungate le braccia. Cercate con gli addominali girare il corpo ancora di più. Respirate lentamente, profondamente. Ok, appoggiate le mani e portate la gamba destra in posizione del cane con la testa giù. Appoggiate il piede sinistro, la gamba destra sollevate in alto. Piegando la gamba portate il ginocchio destro vicino al gomito destro. Ok, di nuovo in alto.
vicino al gomito, in alto. Così fate 5-6 movimenti, lentamente. Lavorate con gli addominali. Ok, e ancora una volta. Ora portiamo il ginocchio a destra vicino al gomito sinistro. Inspirando, portate il ginocchio vicino al gomito, espirando, la gamba in alto. Ancora 2 volte. E fermatevi in questa posizione. Di nuovo la gamba in alto. E portiamo il ginocchio sinistro prima vicino al gomito sinistro, dopo gomito destra. E ripetiamo questo movimento con il ginocchio destro. E ora portiamo il ginocchio destro in posizione Kapotasana, appoggiando il ginocchio tra le mani, il petto aprite, inspirando guardate verso l'alto, espirando abbassate il corpo. Ok, girate il corpo verso destra, piegate la gamba sinistra, appoggiate la mano sinistra e con la mano destra prendete la gamba destra. Respirate con la pancia. Ok, appoggiate le mani. Portate la gamba destra prima in alto